Espressioni di difficoltà, anche le imprese esprimono delle difficoltà per i pagamenti dello Stato. Lo so, questo è un problema che si sta affrontando e speriamo trovi presto soluzioni. Quant'è il pericolo di infiltrazioni mafiose anche in territori come il Veneto? Ma guarda, in tutti i territori, quindi non in Veneto in particolare, ma in tutti i territori sani e ricchi c'è il pericolo, quindi c'è nel Veneto come ci può essere in Slovenia o come può essere in Piemonte, è un territorio molto interessante questo. È interessante perché ci sono anche attività, Esatto. Si creano imprese pubbliche, la regione dice di intervenire, bisogna controllare la situazione. Come si deve, non è un'altra burocrazia che si crea in questo senso? No, non è una burocrazia, perché grazie a Dio abbiamo le possibilità di strumenti da una parte informatici collegati tra di loro, quindi banche dati che si parlano tra di loro, e poi abbiamo una bella attività di intelligence, quindi non sarà una burocrazia pesante, sarà una burocrazia a supporto. L'evasione fiscale è un altro tema su cui si combatte e ci sono state polemiche. Lei che dice, come si combatte l'evasione fiscale? Io dico che l'evasione fiscale va combattuta in tutti i modi, poi può essere scelta una linea piuttosto che un'altra, ma comunque va combattuta perché i cittadini quelli che pagano non ne possono più di avere dei cittadini che non pagano, e quindi è giusto per equità che tutti diano il loro contributo, e quindi l'evasione va combattuta. Anche con i blitz che fanno immagini? Quelli possono essere fatti contestati sull'immagine o meno, ma comunque è importante che si combatta. È importante che si cresca nella cultura che tutti devono dare il loro contributo, perché se lo danno tutti, tutti lo daranno meno. Ministro, lei è stata prefetto qui a Vicenza del Veneto, che messaggio lancia da Ministro adesso? Che il messaggio lancio al Veneto? O dal Veneto? Dal Veneto lancio un messaggio di un straordinario territorio e di laboriosità, di ingegno e di capacità imprenditoriale che vorrei che fosse esportata anche altrove. Si tratta invece di creazione di proteste anche per la grande impresa, qui siamo a Venezia, quindi c'è Fincantieri come c'è anche nel resto d'Italia. Sì. Quali le preoccupazioni? Quella di Fincantieri è una grossa preoccupazione, abbiamo avuto fenomeni, si sta lavorando, certo i problemi sono tanti. Il carcere è una delle maggiori in particolare a Venezia, a Furlato, lei ha affrontato la questione in questi giorni per la possibilità degli screzi. Io ho cercato di dare il mio contributo, per piccolo che fosse, perché il problema è veramente molto grave, è veramente un problema serio che però fa riferimento al Ministro della Giustizia. Io ho fatto quello che potevo. La criminalità è sempre presente, ma c'è lei, e poi ci sono delle tensioni sociali, sta crescendo anche preoccupazione per tensioni sociali nel mondo del lavoro, eccetera. Lei è preoccupata per le tensioni sociali che possono crescere da Ministro dell'Interno? Guardi, io per natura non sono mai preoccupata, nel senso che comunque nelle cose credo che bisogna avere fiducia e ottimismo. La situazione è grave, la situazione va tenuta sotto molto controllo, va monitorata, è una situazione che va guardata con attenzione, però è anche vero che abbiamo una popolazione molto matura, una popolazione molto consapevole, sono certa che comunque anche questa volta ce la faremo. Al momento non abbiamo questo tipo di preoccupazione, però stiamo guardandoci molto perché il fenomeno va seguito, però al momento non vediamo collegamenti di questo tipo, però ci stiamo guardando, stiamo molto attenti. Potrebbe esserci una conoscenza, secondo lei? Ma guardi, è un fenomeno che stiamo monitorando, che possa peggiorare oltre quello che io credo che stiamo molto attenti, ecco, però non lancerei allarmi di questo genere. Scusi, l'escalation di violenza che sta conoscendo Roma in questi giorni. Guarda, l'ultimo fatto non è, dobbiamo vedere le cose nella loro dimensione. L'ultimo fatto è un drammatico fatto, come avete visto, terribile, perché è un fatto che ha sconvolto tutti, ma che è un fatto che non è nel segno di bande che si rincorrono o di escalation collegate, è un drammatico fatto compiuto da due scellerati. Roma la stiamo guardando molto, ci stiamo lavorando molto, io credo che la capitale possa stare tranquilla. Questo protocollo cosa può avere in più da essere anche modello per le altre regioni? Sì, perché
un modello di operare che naturalmente è giusto esportare, adesso lo testeremo e vedremo come funziona, ma è un modello sicuramente esportabile. Ministro, scusi, il suo predecessore voleva fuoriuscire in Veneto. Lei è della stessa opinione? Ma io non so se adesso c'è bisogno di aprire altri centri, perché al momento abbiamo una situazione, se ci fosse bisogno ne parleremo, ma non credo che al momento ci sia questa necessità. Bene, ok. Grazie.